dentro e fuori al tempo stesso, a dire prendiamo sul serio, no? L'uscita da questo umano che abbiamo conosciuto e costruiamo un'altra Il mio lavoro di giornalista prima e ora di vecchio viaggiatore è sempre stato questo: rappresentare il punto di vista degli altri. Devi sempre andare a sentire le ragioni degli altri per capire la guerra. Se non capiamo questo, secondo me è una cosa importantissima. Non capiamo perché viviamo, non viviamo coscientemente in quelle 1000 dimensioni nelle quali siamo fortunati di crescere, ma che per convenienza, per abitudine, per schiavitù intellettuale finiamo per dimenticare. No, è già acceso, è già acceso. Buongiorno e ben ritrovati nello spazio del Friuli Venezia Giulia per questa quarta e ultima giornata di incontri. Ripartiamo dalla poesia con un evento a cura di Pordenone Legge, il Festival del Libro con l'autore in programma a metà settembre a Pordenone per la 18ª edizione. Pordenone Legge che tra l'altro è il partner del Salone del Libro di Torino per quanto riguarda la poesia. E proprio di poesia parliamo in questo primo appuntamento di oggi per un'iniziativa che ha a che fare con la collana Gialla Oro, per la quale poi passerò il microfono a Gianmario Villalta, che è il direttore artistico di Pordenone Legge, ci spiegherà che cos'è questa collana Gialla Oro. Gli ospiti di quest'oggi, Maria Grazia Calandrone insieme a Valentina Gasparet, che è una delle curatrici del Festival di Pordenone Legge. Gianmario, spieghiamo che cos'è questa collana Gialla Oro. Grazie Antonio. Allora, tempo fa abbiamo ragionato sul fatto che c'erano molti giovani interessanti che non trovavano spazio nell'ambito delle pubblicazioni nazionali spesso risicate, anzi sempre di più risicate, perché le importanti case editrici tendono a diminuire il numero di pubblicazioni di poesia e soprattutto a reiterare la pubblicazione di quelli che già sono stati pubblicati. Teniamo conto che abbiamo notato che a Pordenone Legge i poeti non solo venivano volentieri, ma avevano anche la possibilità di parlare tra loro. Allora abbiamo immaginato, dapprima abbiamo fatto un censimento, poi abbiamo fatto un questionario sui poeti appunto under 40 e poi abbiamo cominciato con un accordo con l'editore Lieto Colle a immaginarci di fare 4 titoli l'anno. E siamo andati avanti così per 2 anni, abbiamo fatto 2 anni con un relativo successo, perché poi i libri che abbiamo fatto sono stati recensiti, hanno vinto premi eccetera eccetera. Allora abbiamo pensato con Lieto Colle ancora una volta, ma facciamo un passo in più, immaginiamoci di fare una collana senior, dove trovano spazio quei libri, e sono tanti, di autori ormai consolidati, ormai di un certo rilievo, che devono aspettare 3 anni o 5 anni perché venga il loro turno in queste case editrici che fanno 3 libri l'anno eccetera eccetera, e così vengono pubblicati. Allora quest'anno abbiamo fatto un libro mio, perché per far vedere che facevo sul serio, mi ho detto ci metto la faccia, abbiamo fatto un libro nella Oro di Cecchinel, da un tempo di Profumo di Gelo, e abbiamo fatto il libro di Gaia Danese con questa particolarità che ripeteremo anche l'anno prossimo, cioè un libro bilingue, cioè in italiano e con la traduzione in spagnolo. Quest'anno faremo un libro in polacco con la traduzione in italiano di un poeta polacco bravo.
Poi che cosa dire? Che vedo lì una delle prossime autrici giovani, nella gialla, quella per i giovani c'è Naike La Bionda, che ha un bellissimo libro, e insieme con lei ci saranno altri molto bravi, e anche per quanto riguarda la Gialla Oro per il prossimo anno abbiamo dei bei nomi veramente, solo che non li dico perché qua finisce il circuito della Gialla e della Gialla Oro dell'anno scorso a Torino di solito, e a settembre comincia quello del prossimo anno che finirà nel 2018 proprio qua. Che dire ancora? Maria Grazia Calandrone è una poetessa che tutti quelli che in Italia stanno un po' attenti alla poesia conoscono, e si è imposta quasi all'inizio per un linguaggio torrenziale, vivo, una metrica assatanata, uno sguardo sulla realtà abbastanza ferito, ma allo stesso tempo a sua volta urticante. E chiaramente le abbiamo chiesto, devo dire la verità, le abbiamo chiesto, perché sapevamo che c'era questo libro che girava, abbiamo chiesto: ma vuoi farlo? Lei poi è una che è entusiasta, ha detto ben volentieri, insomma siamo andati in fondo. Io adesso lascio la parola alla fida, come si dice, collaboratrice, amica, socia, fida, no, perché mi fido in quel senso, fida socia Valentina Gasparet, che farà, mi raccomando, non facciamo troppo i letterati, si chieda di che segno sei, quelle cose. Allora no, se fida mi fido. Grazie mille. Ecco, iniziamo. Grazie. Iniziamo subito col dirvi scusatemi per questa voce micidiale, ma purtroppo è così, e quindi Maria Grazia mi aiuterà. Io non so se mi sentite, spero di sì, anche troppo, forse c'è una voce da uomo. Allora, benvenuta Maria Grazia a questo incontro. Io volevo anche solo dire una parola sullo spazio. Siamo per il terzo anno consecutivo, Fondazione Pordenone Legge porta al Salone del Libro un percorso di incontri sulla poesia, in questo spazio molto bello che ci ospita, che è lo stand della Regione Friuli Venezia Giulia, in cui appunto vengono ospitati gli eventi e le realtà più importanti culturali della nostra regione. C'è una piccola ma preziosissima libreria della poesia, la vedete qui, curata da Librerie Coop, è un'iniziativa diciamo che Pordenone Legge accompagna e promuove da diversi anni in una maniera piuttosto controcorrente rispetto alle librerie commerciali. Si trovano piccoli, preziosi libri, e anche libri importanti naturalmente, si trovano anche libri introvabili nelle librerie tradizionali appunto, quindi insomma è una sfida che però in questi anni, e anche qui al Salone del Libro, che va assolutamente ringraziato per aver accolto questo progetto e quest'idea, ha avuto un ottimo riscontro, a volte inaspettato, e quindi ci fa pensare sempre di più quanta voglia di poesia ci sia, quanta voglia di ascolto, di condivisione, ma anche di condivisione al di là della parte virtuale, no? Perché la poesia vive molto adesso anche in un mondo virtuale. C'è bisogno proprio ancora dei libri, della carta, dell'odore della carta, e quindi dei versi da ritrovare, delle voci da ritrovare appunto nelle pagine. Maria Grazia Calandrone ha detto già Gianmario molto. Io volevo solo ricordarvi alcune cose rapidamente su di lei, e oltre che appunto importante poetessa, voce tra le più interessanti degli ultimi anni, è autrice e conduttrice radiofonica, scrive per diverse testate, ricordo poesia senz'altro, ma anche la 27ª Ora, collabora con Rai 3, tiene laboratori nelle scuole, nelle carceri, collabora per collane editoriali e scrive anche testi teatrali. Vi ricordo l'ultima raccolta di testi che è per voce sola dello scorso anno. E il suo inizio in poesia è stato con La scimmia randaggia, che è uscito per Crocetti nel 2003, si è subito imposto come un libro importante, ma ancora di più lo è stato qualche anno dopo La macchina responsabile, sempre per Crocetti, uscito nel 2007, che ha forse sancito in qualche modo il suo ingresso nel panorama poetico. Degli ultimi anni vi ricordo Serie Fossile del 2015, e poi appunto
con grande orgoglio, lo dico, per la collana gialla Pordenone Legge Lieto Colle è uscito Gli scomparsi, storie da chi l'ha visto. Questo libro, dice la poetessa proprio in una nota, è dedicato ad alcune vite incontrate grazie al museo dinamico dello schermo televisivo, televisione, internet, realtà virtuale, mezzi nei confronti dei quali la scimmia nuda che siamo nutre sentimenti ancora sperimentali. Ma chi l'ha visto ha raggiunto la parte di me più profonda e più viva, ovvero la rabdomante della poesia nella faccia più cruda della realtà. È un libro che attinge dalla vita reale, che già in poesia è una cosa assai complessa, credo, per riportarlo nel mondo virtuale, che appunto in qualche modo è quello televisivo, che a volte può enfatizzarne la drammaticità. Tutto questo però sempre senza dimenticare mai il suo fare poesia, la sua voce poetica, e quindi c'è un assoluto mescolamento appunto tra vita reale, vita virtuale, poesia, il tutto in un libro che è davvero intenso, denso, pieno, anche molto doloroso, però con degli sprazzi di luce sulle vite, sulle vicende, sulle persone che sono davvero straordinari, e adesso avremo modo di ascoltarlo direttamente da Maria Grazia Calandrone. Prima vorrei partire da intanto capire chi sono questi scomparsi, se li raccontiamo, e prima ancora se hai voglia di raccontarci com'è nato questo libro, che ha avuto una storia anche lunga, insomma sono 12 anni forse che vive vicino a te, e quindi insomma se partiamo da lì e poi dopo leggeremo delle cose e raccontiamo altro. Va bene, grazie intanto, grazie a voi che siete qui. Allora, prima cosa, io sono assolutamente convinta che non ci sia nessuna differenza tra la poesia e la vita reale, e questo è il mio personale delirio, nel senso che la poesia non può che attingere a quello che abbiamo di fronte e in qualche modo forse trasportarlo nel mondo come vorremmo che fosse. La poesia di per sé è una facoltà umana che ci tocca tutti. Io lo dico sempre, questo è il modo che noi abbiamo, anche altre arti, però la poesia di più perché è veicolata dal linguaggio che ci appartiene a tutti quanti, è il modo che noi abbiamo per stare insieme, per formare una comunità umana, per ricordarci che siamo, non dico tutti la stessa persona, anche se mi piacerebbe dirlo, però che siamo uguali, nel nostro profondo siamo uguali. Quello che è successo guardando Chi l'ha visto, che peraltro è l'unica trasmissione televisiva che guardo, è che qua entriamo appunto nella mia vita reale, proprio nella biografia. È morta mia mamma a un certo punto della mia vita, mia madre è venuta a mancare, mia madre adottiva, e il giorno dopo hanno affidato la conduzione di Chi l'ha visto, che io già seguivo da tempo però senza scriverne, a Daniela Poggi, che somiglia a mia madre in una maniera impressionante. Quindi c'è stato un cortocircuito folle e ho cominciato a trasferire il mio lutto nel lutto delle persone che invocavano i propri parenti scomparsi, e in alcune situazioni scomparsi in senso definitivo, perché ci sono anche molti, purtroppo, mi dispiace ma il tema è questo, ci sono molti assassini, c'è Via Poma, c'è la Cordenons, insomma ci sono varie morti. In particolare sono stata colpita dalle morti per acqua, e questo a causa della mia madre invece naturale, che si è uccisa buttandosi nel fiume Tevere quando io avevo 8 mesi. Tra l'altro, se non ti dispiace, poi dopo vorrei chiudere con una poesia che ho dedicato a lei, che ho scritto proprio la settimana scorsa. E quindi ecco, no, l'inserirsi delle vite altrui, cercare attraverso, perché questo si fa quando si fa poesia, si cerca di dare la propria voce ad altri, ma non avendo provato quello che provano gli altri. Non si può inventare, bisogna attenersi al proprio magazzino sentimentale, a quello che si è, ahimè, o con gioia, se si parla di amore, sperimentato nella propria vita reale, nella propria biografia. Ecco, proprio
per cominciare, se hai voglia, io partirei agli occhiali, già da una prima lettura, in modo che rispetto a quello che abbiamo appena detto, cosa dici? Visto quello che hai detto. Di mattina alle 7 già stavo al brefotrofio e mi hanno detto non ci pensare, non tornare più, l'hanno portata via, né morta né viva. Io mi sono messa a sedere sulla panchina, non mi sono più mossa per giorni. Gli oggetti, maneggiati, amichevoli, volumi sotto sequestro, parlano di lei, sempre più solitaria e felice. Lasciava gli orti di guerra tenendo davanti agli occhi niente, solo la foto. Questa è la storia raccontata da una madre alla quale avevano sottratto la bambina e che continuava ad aspettarla tutte le mattine, fino a che ce ne sono 2 su questo tema, anche quella successiva che ora vi leggo se posso. A un certo punto l'hanno mandata via perché per le leggi che c'erano in Italia e che credo ci siano ancora, non si può sapere a chi viene affidata la bambina che ci è stata tolta. E continua il secondo testo che parla di questo, è così. Era buio quella sera, un buio molto lento e tranquillo, dal quale apparve la vecchia con lo scialle e la lunga gonna nera. Disse: se vuoi salvare la tua bambina, lasciala digiuna tutto il giorno e la notte le devi solamente parlare della grande distanza del paradiso. Di lei mi resta il lapsus sulla lingua tra figlia e vita mia. E questo è vero, perché lei ogni volta che doveva dire figlia diceva vita, ed era, essendo io madre, insomma, diciamo, tra l'altro ero incinta in quel periodo, quindi era particolarmente toccante per me ascoltare appunto di queste perdite forzate, come succedeva alle donne spesso prima di adesso. E rimanendo proprio su questo, ho letto una cosa che mi è molto piaciuta, che dice che questa raccolta porta alla mente immediatamente dei versi della Zimbosca che dicono: ascolta come mi batte forte il tuo cuore, perché c'è proprio una partecipazione, un ascolto del cuore di una comunità e di tante persone nella sofferenza, ovviamente, della mancanza, del vuoto, ma è proprio il soffermarsi su questi scomparsi a cui dare una voce, come dicevi poco fa tu, che è la tua voce, e attraverso la tua voce la loro, e questo credo sia un aspetto davvero importante del libro. Ma tutto questo, a un certo punto, l'ultima sezione del libro riguarda le assassine, quindi lì, ho scavalcato la possibilità di, ho cercato di capire Caino, perché Caino è Caino, che fa, cosa sente. Sono convinta che chiunque di noi possa essere un assassino, è una scelta, quella di non esserlo è una scelta. E questa peraltro è una cosa che mi commuove sempre, che mi commuove tanto, cioè il fatto che noi siamo civili, che non almeno nella maggior parte dei casi, che non ci investiamo, che non ci facciamo troppo male, lo trovo commovente. E tutto questo attraverso storie, luoghi, poi ci torneremo magari anche sui luoghi e sui corpi. Anche i corpi in questo libro hanno davvero una voce importante, perché poi sono corpi raccontati anche nella loro assenza, appunto, nella loro mancanza, però sono corpi che si possono toccare, che si sentono vicini. Questo è molto forte nel libro. Ti chiederei se hai voglia di leggere questa. Mi fai leggere poesie che non ho mai letto, va bene, lo faccio volentieri. Una domenica a mezzogiorno il letto era rifatto, lui è uscito, equinamente solo, su un traballio di zoccoli di legno. Chiedeva che gli venisse dato un nome vero. Noi siamo alla fine dell'impianto, scantinati, solaio, parole che hanno la bellezza nera dello scheletro. Nel corpo comincia la lentezza preumana, sulle labbra, il dialogo interrotto con gli scomparsi.
Attribuiamo un valore di soglia alle cose perché infondano pace, mentre la pena arborea, gutturale e irreparabile coincide con l'esistenza, in ogni sua dolcezza serragliato in cucina, dove il mondo esplode in pozze di luce. E noi, nel rancido olio solare, aspersi sulla scacchiera dell'ammattonato come un'orda, crocefissi senza sangue. E il mondo canta e detta come mai comportamenti tribali, una pena di scimmie abbandonate, nudi e dispersi come piante basse, sali dell'era glaciale. Ma vale la pena far risuonare i nostri volti già fatti di nulla, manomessi dal gemito del tempo, chinati nel grembo nero della memoria. Vale la pena assediare con pazienza senile, restare sordi con questa solitudine della lingua che vibra in tutto il corpo, perché i colpevoli meritano il rispetto della condanna. L'anima è componente collaterale, è terra che si sposta con leggerezza assidua come una vela, ha il peso di un ostaggio di pochi grammi, è la veste influenzata da un soffio a livello del petto. Cielo appuntato per le cime degli alberi alla terra, cielo che quasi scoppia, sposta i binari per magnetismo animale o illusione alla superficie dell'occhio stanco di spaziosità. Conosciamo, aspettando il valore del sole, perché siamo già cenere. I corpi sono quello che i parenti invocano sempre, perché hanno un valore. Il corpo ha un valore anche se è un corpo abbandonato dall'anima, alla quale non credo, ma non è importante. È il luogo del riconoscimento, è il luogo dal quale noi siamo stati accolti, anche questa è una cosa che mi ha sempre colpito molto. Io sono una che non va a trovare i corpi dei morti, non mi interessano perché mi abitano in un altro modo, però la necessità di avere un posto dove andare a pregare per chi ha fede, quindi per chi crede in altro al quale io non credo, e però quel posto è la sede carnale, ecco, parla di questo questa poesia. Il tempo, c'è un'idea di tempo molto, molto importante in questo libro, un'idea di tempo su cui talvolta non ci si può riflettere se non appunto nella concezione di chi è vicino a una persona scomparsa, perché appunto chi resta spesso, direi quasi sempre, ha un'idea del tempo completamente diversa, è un tempo sospeso nel presente, è un continuo presente nell'attesa ovviamente di un ritorno, ma soprattutto mi è sembrato di percepire un tempo che nega il dubbio. Certo, è un tempo, in realtà è un tempo interrotto più che sospeso, nel senso che la vita di chi aspetta si ferma. Questo è quello che dicono sempre appunto i parenti, non so chi di voi vede, chi l'ha visto, ma insomma la vita delle persone che aspettano è ferma nel momento dell'abbandono, della scomparsa, della perdita, della morte. C'è anche un'altra concezione di tempo che viene detta verso la fine in una delle assassine, che è una donna, perdonatemi, straordinaria, Adele Mongelli, che parla proprio del proprio concetto di tempo, nel senso che lei era una sessantenne che si è innamorata di un ragazzo di 30 anni meno di lei e hanno avuto questa storia lunga anni, finché un giorno lui le dice che si sta per sposare con una sua coetanea di lui, e che ha questa storia già da 2 anni. Lei lo supplica, non ottenendo alcun risultato, impazzisce, tra virgolette, perde il controllo di se stessa, lo accoltella per 36 volte, lo sdraia accanto a sé, dorme serenamente accanto a questo corpo, la mattina dopo si sveglia e si accorge di quello che ha fatto e si costituisce. In questo caso umano, il tempo è 2 volte messo in discussione, è messo in discussione addirittura il tempo della vita, ma
è messa in discussione la propria percezione di se stessa, nel senso che questa donna racconta che quando stava con questo suo compagno Giuseppe, lei tornava indietro di 30 anni, percepiva se stessa, il proprio corpo, come se avesse 30 anni di meno. E quindi io ho un po' riflettuto su questa cosa, non è facile dare giudizio, ma io l'ho trovata coraggiosa. Naturalmente lei ha lasciato il marito, insomma ha fatto tutto quello che doveva fare per mettersi in condizione di vivere questa sua storia. Ora io non è che approvi il fatto che abbia ucciso questo ragazzo, ma lo posso capire, cioè posso capire che cosa scatta in una donna un uomo, in una creatura che ha a tal punto scardinato la propria certezza sulla propria esistenza e che si vede improvvisamente abbandonata, ma non solo abbandonata, perché quello sarebbe il meno, ma tradita retroattivamente, quindi messo in discussione tutto quello che aveva partecipato con la persona che amava, ecco, quindi anche questo altro tempo, e poi il fatto che lei stessa non si renda conto più di che cosa aveva fatto, è talmente... Non so che cosa sia successo, ecco, questo veramente non lo so, una perdita di controllo tale, una non accettazione della realtà tale che lei era convinta di dormire ancora accanto al suo compagno, insomma, ecco, questa è lunga. Posso leggere, è un po' lunga, posso leggere forse, ecco, l'inizio nel quale parlo proprio di questo. Si chiama Lo splendore della vita reale, questo testo. Comincia con una lunga prosa di cui vi leggo la prima parte. Molto di quanto è accaduto riguarda un fenomeno di marmorizzazione del tempo. Viene infatti alla mente, relativamente al comportamento del tempo in questa vicenda, un'immagine simile al groviglio di sangue metallizzato nei circuiti venosi dopo che i corpi dell'uomo e della donna, oggi esposti nell'omonima cappella di Napoli, ebbero subito il misterioso trattamento alchemico da parte del principe di San Severo. Sono corpi ridotti a un viluppo apparentemente naturale, ma c'è, di innaturale, l'esposizione della loro fermezza mortale. L'addome di lei esibisce pure una cavità aperta perché, oltre che della sua propria carne, è stata derubata della carne fetale del figlio. Un'immagine emblematica. Una donna arrivata dal 1700 fino a noi, non nelle sembianze della sua discendenza, un sorriso o quel modo unico di arrotolarsi i capelli intorno all'indice che misteriosamente si eredita, ma tramandata dalla sua propria morte. Forse così si potrebbe pensare anche di me e delle mie intenzioni. Forse tu, Giuseppe, fosti la sostanza irreperibile in natura con la quale io volli cristallizzare il mio sangue, la mia parvenza di immortalità. Ma veniamo ai fatti, alla irremovibile fatalità degli eventi nei quali ebbi quasi inconsciamente a inciampare, forse agli effetti della solitudine. Lui aveva 27 anni in meno di me e nemmeno un errore. I luoghi. A me hanno interessato molto i luoghi in questo libro perché sono luoghi assolutamente particolari, sono binari della ferrovia che sembrano silenziosi, abbandonati, capannoni, boscaglie, acqua, ovviamente molta acqua, i fiumi. Sono luoghi che sembrano accompagnare la scomparsa, sono luoghi che nascondono gli scomparsi, addirittura li proteggono. Come li hai cercati questi luoghi? Allora, i luoghi, spesso in poesia i luoghi sono correlativi oggettivi, no? Si nutrono del sentimento di chi scrive. In questo caso quasi tutti questi luoghi si sono nutriti della presenza o della presenza-assenza di queste creature, e sono luoghi in realtà che vorrebbero non significare altro che se stessi, vorrebbero essere, appunto, come ben dicevi tu, dei rifugi nel caso di scomparse volontarie o anche delle custodie, perché poi ecco, per esempio la camera dell'omicidio di Simonetta Cesaroni, via Poma, diventa
una specie di sacrario, così come il canale dove è stata trovata Elisabetta Cordenons. Io non sono per l'esposizione del corpo morto, mi sembra che bisognerebbe avere pudore della propria morte, ma purtroppo nei casi degli assassini il corpo morto viene indagato in una maniera quasi oscena. Allora i luoghi sono le stanze, sono le ferrovie, sono i canali, sono i fiumi. Ho cercato di seppellirli in qualche modo, di restituire, non dico sacralità, però rispetto. Ecco. In più di un'occasione questi corpi splendono di luce propria in qualche modo, no? Forse posso leggerne una breve che spiega bene quello che sto dicendo. Questa è proprio via Poma. Le scarpe non vennero ritrovate, ma la luce batteva coitale sul corpo della ragazza, cristallizzato nella testimonianza. Tra gli occhi e il ventre, tracce di lavatoio, un percorso a ritroso per stabilire gli alibi. Il portone risultò chiuso con molte mandate. Ardeva come un'ostia nella materia, lacrimale del tardo pomeriggio, con il capo impigliato tra gli arbusti e la pervicace ripetizione dei giri. Per cause sconosciute non ha potuto compiere i suoi anni, qualsiasi funzione avessero singolarmente, ma un immobile addio alla bellezza del mondo riscaldava la fibra che resiste, grido di gioia del corpo senza dolore. Io ti chiederei, perché insomma abbiamo ancora qualche minuto, se hai voglia di leggere un paio di poesie di quelle che magari hai già, che hai voglia, sì, che scegli, e poi chiudiamo con l'altra poesia che dicevi. Questo te lo riprendo. Se avete domande naturalmente sono a disposizione. Sì, ovviamente sì. O commenti o qualsiasi. Allora, questa è una delle prime e qui non è successo niente di tragico, c'è solo uno straordinario amore e una straordinaria fiducia da parte di una donna che aspettava, e ha avuto ragione perché poi lui è tornato, e aspettava questo suo compagno con il quale viveva da decenni. Vedendolo giocare con la palla e osservando la fluttuazione scheletrica della sua anima sotto forma di ombra circostante agli svoli, alle orbite rosse, ai campanili della palla sull'ampio schedario terrestre, la bambina gli disse: «Ma tu sei uguale a me», inginocchiato, semplice e colpito al cuore, come la terra, sorvolata dal guizzo delle sfere, riveli il tuo costrutto di animale innalzato. Ma io credo che dritto sulle gambe tornerai, perché avanzavi con la borsa leggera, quasi vuota, costantemente verso una misura domestica. Io sono in pace, data la luce verso la quale piego il tuo silenzio. Davanti al tuo silenzio io ricordo. Io sono consumata dalla fratellanza. Tu adesso sei corpo che non vedo, ma che è stato, certamente. È bello come l'amore che contempla il proprio resoconto di violenza e di pace a cose fatte capire di avere costruito il visibile e l'invisibile insieme, come una torre che porta in cima una torre, l'intera fabbrica del mondo. In tema di amore, l'ultima poesia del libro, che è piccola, come dire, parla di una fedeltà lunga una vita. È l'unica di cui dico il titolo, deposto il nome, perché significa spogliarsi di ogni cosa di sé per aspettare così. Diceva sempre: ditele che la amo e ditele che ho fatto tanta strada per amarla. Ditele che se uscivano angeli e diavoli dalla sua bocca, io vedevo soltanto la sua bocca. Ditele che mi abita per sempre.
Diteglielo, vi prego, diceva sempre. Bellissima, grazie. Questa è la poesia, quella che leggi adesso è per chiudere, e dicevi che è dedicata a tua madre. Ecco, io non lo sapevo, però avevo letto una tua dichiarazione che spero sia vera, ma credo proprio di sì, che mi aveva colpito moltissimo, e quindi credo che si leghi bene per introdurre questa poesia. La mia poesia è dedica, nient'altro, anche quando è testimonianza è dedica. La bellezza è la maschera della nostalgia, perché al fondo della bellezza e dell'amore c'è la memoria di qualcosa che abbiamo perduto, chissà dove e quando. È la bellezza per il tempo che dura, acuisce, lenisce nello stesso tempo la ferita di quella perdita. Per questo è insopportabile, per questo serve. Grazie, davvero. Va bene, questa è Lucia Galante, la mia mamma, e ci ho messo, la leggo perché mi ci sono voluti 52 anni per scrivere questa poesia, guardando la sua fototessera, che è l'unica cosa che ho. Sotto il vestito buono preme l'esuberanza onesta della carne, tese le cuciture sulle spalle, ed è facile immaginare quel corpo muoversi sotto il cielo vastissimo del grano di maggio, stare nella compattezza di un'esistenza sola sotto il peso del cielo, sentire il peso del cielo e una valenza come di moltitudine che non va indagata, mamma, se dal centro del grano risale lo stridore meccanico della tua morte, immatura come il grano di maggio e perdonata come si perdona un papavero nella solitudine del grano, come si perdona la vita che non conosce altro che se stessa. Grazie. Grazie mille Maria Grazia Calandrone, grazie a voi che anche in questo caos insieme abbiamo creato un tempo assolutamente magico, credo. Gli scomparsi, storie di chi l'ha visto, Lieto Colle, Pordenone Legge, Gialla Oro, la trovate in vendita qui a fianco. Grazie per essere state qui e grazie ancora davvero Maria Grazia. Grazie a te Valentina. Grazie a tutti. Grazie quindi a Maria Grazia Calandrone e a Valentina Gasparetti. Io vi ricordo alle 12:30, sempre nello spazio del Friuli Venezia Giulia, un'iniziativa a cura del CSS Teatro Stabile di Innovazione del Friuli Venezia Giulia. A più tardi alle 12:30. Grazie.